detto che in tempi di spending review bisogna fare anche iniziative socioculturali. Il comune di Trevignano, che sotto questo punto di vista si differenzia rispetto agli altri proprio per la sua, come si può dire, unicità e atipicità, riesce a portare in piazza più di 250 persone per una cena paesana tutta particolare. Il pesce sposato alla pianura del Medio e anche, diciamo così, Friuli orientale. Insomma, andiamo a sentire il protagonista. Silvano non valevole ciccioli, no? Nel senso che è una persona che sa dare quel tocco in più a queste serate e la classe non è acqua. Sì, non è acqua, naturalmente. Senta, cosa dobbiamo aggiungere ancora? Oltre a questo bellissimo premio. Sono molto soddisfatto di aver preso questa benemerenza e sono orgoglioso e felice di poterlo ricevere anche da persona molto gradita. Ci conosciamo da vecchia data e so che ha molta stima di me e riconosce i miei meriti. Ringrazio anche la signora Barbara che mi ha coadiuvato e mi ha dato anche il coraggio, mi ha spinto, mi ha stimolato, perché sinceramente non mi sarei sentito in grado così di assumersi un grave... Senta, possiamo dire che la cucina rende giovani? Stimola, bisogna restare giovani, altrimenti è senz'altro, è un piacere. Senta, io arrivo dallo sport, lei applica più il 4-3-3 o il 5-3-2 nei suoi piani? Come viene, mi arrangio abbastanza, grazie. Gioco di anticipo. Insomma, sempre numeri uno. Sempre, non si cerca di possibile di mantenersi sempre a gara. Poi Trevignano ha questa sua particolarità. Senz'altro, va bene, la ringrazio. L'aspettiamo per il prossimo piano. Ecco, va bene. L'assessore invece cosa dice? Ma io rinnovo i miei ringraziamenti al cuoco Silvano e, come ho già detto, questa cena è stata una sfida per noi e devo veramente ringraziare tutta la comunità e tutti i volontari che ci sono stati. Il fatto di avere veramente qua così tante persone è la dimostrazione non solo del successo, insomma, della cena, che è stata sicuramente ben curata, ma di quanta unione si è riuscita a creare anche nel chi magari non aveva mai fatto volontariato, chi si è messo insieme per la prima volta, ha lavorato per giorni e giorni, insomma, in maniera molto coesa, e questo secondo me è un grandissimo successo. Allora, chi non fa mai non sbaglia mai, no? Invece voi siete sempre prima lì. Assolutamente, è così, chi non fa non falla, ma noi non abbiamo paura, si prova, si fa e sicuramente abbiamo sbagliato qualcosa, ma sicuramente questa cena appunto è un successo e vogliamo ripetere qualcosa di simile. Possiamo dire in gergo televisivo è una puntata zero. Assolutamente, sì, ci piace cambiare, ci piace rinnovare e qua a Claudiano abbiamo ospitato tantissimi tipi di eventi, però pensiamo anche che non sia necessario ripetersi per avere successo. Se qualcosa va bene si prova a farla ancora una volta, si modifica, si cambia, però perché no, si osa e si fa anche qualcosa di molto diverso. Questa sera a Claudiano, in comune di Trevignano, la sperimentazione, possiamo dire, del pesce a chilometro zero. Sono un produttore di grado e abbiamo portato i nostri prodotti prima come pescivendoli e oggi abbiamo sperimentato una serata con prodotto locale e cucina locale nel subito entroterra, e sembra che le culture locali funzionano, però bisogna comunicarle. Approfittiamo, ad esempio noi sappiamo che il vicepresidente della regione Bolzonello ascolta anche il mio telegiornale, allora possiamo dire: caro assessore Bolzonello, spingiamo il chilometro zero made in Friuli Venezia Giulia. Sì, sarebbe il futuro. Che sano? Sano è il futuro e c'è margine per arrivare, sì. Poi grado, insomma, ha questa sua particolarità. Sì, ha questa particolarità del pesce e della pesca, una particolarità che sta scomparendo e è un peccato. E queste serate servono a questo? Sì, questa sera si è dimostrato che si possono avere dei buoni risultati, ottimi anche. Soprattutto la gente ha risposto presente. Sì, era tutto pieno, la gente... 120 persone mi hanno detto. Sì, tutti contenti e sì, io sono stato soddisfatto, ecco, a vedere che tutto funziona. La pesca continua? Sì, spero che ci siano altri eventi e sì, Si va avanti. si va avanti.